Ci attende una giornata lunga e faticosa, ma straordinariamente bella, a cominciare dall'alba al rifugio ai caduti dell'Adamello a 3040 metri di quota. La nostra meta è la Valle dell'Avio. Tra le due alternative possibili scegliamo quella che prevede di percorrere Cresta Croce prima di attraversare il ghiacciaio dell'Adamello. Ci portiamo al passo della Lobbia Alta e prendiamo quota sul versante est di Cresta Croce, quello trentino, avendo come meta Punta Giovanni Paolo II a 3307 metri. Dopo un primo tratto su neve, molto ripido, un salto di roccia di una decina di metri attrezzato con delle staffe ci porta in cresta. Si continua a salire tra rocce e neve fino alla grande croce di granito collocata nel luglio 1998 sulla cima dedicata a Papa Wojtyla. Percorriamo ora la dorsale di confine tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Ci lasciamo alle spalle la croce in direzione sud-ovest, procedendo brevemente su neve fino ai grandi roccioni della cresta. Facendo molta attenzione li superiamo, aiutati in alcuni punti dal posizionamento di staffe metalliche e ancoraggi artificiali. All'improvviso ecco davanti a noi l'ippopotamo, il cannone 149G del primo conflitto mondiale. È tempo di affrontare in tutta la sua larghezza il ghiacciaio dell'Adamello. Ci abbassiamo dalla cresta al suo livello e percorriamo questo immenso mare bianco puntando su Passo Brizio, 3147 metri. La traversata si sviluppa attorno ai 3000 metri di quota e, una volta completata, ci attende la salita, nell'ultima parte aiutati da funi metalliche, alla sella rocciosa. Ci affacciamo così sulla Valle dell'Avio, una lunga discesa su itinerario attrezzato fino ai piedi della parete e poi in parte su neve estiva, seguendo il segnavia numero 11, ci permette di arrivare al lago Venerocolo, sulle cui rive sorge il rifugio Garibaldi a 2550 metri. Da qui, ancora lungo il sentiero 11, all'ombra della parete nord dell'Adamello, passando per la piana di Malgalavedole, ci abbassiamo fino ai bacini artificiali di San Benedetto ed Avio. Al piazzale delle dighe, dopo quasi 10 ore di escursione, con alcuni furgoncini rientriamo a Temù. Per chi avesse invece l'auto a Malga Caldea, dove è possibile arrivare con i mezzi senza la necessità di richiedere permessi, occorre invece calcolare circa un'altra ora di cammino.